Questa mattina sono partiti i lavori di ripristino della foce del fiume Acragas, parzialmente ostruita per colpa di tonnellate di detriti e massi arrivati lì a seguito della piena del fiume dello scorso 3 novembre. A darne notizia, diffondendo anche queste immagini, è l'associazione ambientalista Mare Amico Agrigento che nei giorni scorsi aveva sottolineato che con l'ostruzione del regolare flusso di acqua e il mancato ricambio tra il fiume e il mare potessero esserci danni seri. Un'eventuale nuova piena non avrebbe permesso il normale deflusso delle acque e nel tempo la stagnazione avrebbe generato inevitabili ripercussioni igienico-sanitarie. Nella giornata di ieri il presidente della regione Nello Musumeci aveva accolto la segnalazione di Mare Amico ed aveva incaricato il Genio Civile di Agrigento ad effettuare con urgenza i lavori necessari alla disostruzione del fiume Acragas. Un'urgenza lampo, considerato che oggi i lavori di ripristino della foce del fiume Acragas sono iniziati. Lo scorso 3 novembre era un sabato, difficilmente verrà dimenticato dalle famiglie fatte sfollare in tutta urgenza. Erano le 20:30 quando il fiume Acragas esondava. Hanno agito velocemente le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e gli uomini della protezione civile. Sono stati attimi di panico, anche perché l'ordinanza del comune che imponeva di lasciare le abitazioni non è di certo stata diramata con largo anticipo. Un sabato di grande paura che fortunatamente per gli agrigentini ha rappresentato solo case allagate e inondate di fango, ma nessun ferito o tragedia.